Non ce l'ha fatta la piccina senegalese di 3 anni, colpita giovedì da una grave crisi respiratoria cardiaca nella sua abitazione di Ceneda, nel Vittoriese. Lunedì il cuoricino della piccola ha smesso di battere per sempre nel reparto di terapia intensiva della neurochirurgia del Cafoncello di Treviso. I genitori della bambina da quel momento si sono chiusi in un composto dolore nella loro abitazione. Immenso ovviamente il dolore di tutti, della famiglia e dell'intera comunità. Le prime avvisaglie che qualcosa non andava erano arrivate ai primi di gennaio, racconta il papà. Mia figlia aveva avuto qualche problema di respirazione, era stata portata in ospedale, erano stati fatti degli accertamenti, ma non era risultato nulla di preoccupante. Nei mesi successivi si erano verificati altri episodi minori, era stata fatta visitare ancora dai medici, ma non era emerso nulla di significativo, fino all'ultima crisi di giovedì scorso, la più terribile, con il ricovero in prognosi riservata fino al coma che l'ha portata alla morte. Sarà ora da stabilire l'origine del male. Il rito funebre, per volere della famiglia, verrà celebrato in Senegal.